Allora, rapidissimo do la parola al telespettatore di prima che so che è nuovamente in linea, ma molta rapidità, prego, signor Grazie Mario. signorina. Dica. Grazie signorina. Mi ero dimenticato di dire, è una fatalità. Io li vedo poveretti quando entrano a amministrare. Poveretti, non hanno niente, sono in affitto. Finita l'amministrazione, pian piano si costruiscono la villa con piscina, fuori strada. Ma da dove arrivano quei soldi? Quando hanno un gettone di presenza di 700-800 euro al mese. Io mi sto chiedendo che noi contribuenti non siamo dei cretini. Loro pensano che noi siamo dei stupidi, che non vediamo queste cose. Le vediamo, signori. Dovete rassegnarvi. Chi deve fare il sindaco lo deve fare solo per passione. L'amministratore deve farlo solo per passione. Perché la burocrazia è sull'occhio del ciclone di tutti i contribuenti italiani? Perché gli italiani hanno capito che la burocrazia ti dice: io ti do il permesso, la licenza, no un anno, 12, 14, 18 mesi, ma te la do in 2 mesi, però tu mi devi dare questo. È questo il segreto. Non si accontentano di un super stipendio che hanno i burocrati, vogliono anche il resto. Signori, non siamo dei stupidi. Se andate a fare i sindaci, fate gli amministratori e stop. Fermatevi. Buongiorno a tutti. Grazie. Non so che farà riferimento anche a dei casi specifici il nostro telespettatore. Qualcuno di voi... Sì. Io non generalizzerei in sta maniera qua, perché è anche vero che alcune categorie di politici ha fatto delle cose che non andavano molto bene. Nel mio caso sono assolutamente tranquillo e sereno. Io a fare amministratore sicuramente rimetto un po' di soldi, perché la mia paga non ho anche difficoltà da sindaco a dichiararla, sono 930 euro al mese e ho dovuto assumere una persona che mi sostituisca per fare il lavoro che facevo io. Quindi sicuramente sono in perdita sotto questo, ma lo faccio proprio per la passione che il Signore chiamava, quindi su questo aspetto proprio posso stare sereno e tranquillo, non ho assolutamente niente da nascondere. Sì, io penso che fare i sindaci, soprattutto di questi tempi, sia più un atto dato proprio dalla passione, dall'altruismo, dalla voglia di fare, di esserci, almeno più che per... nei centri minori, senza dubbio, non è che... Sì, dopo ovviamente può essere... speculazioni, dopo ce ne sono possono purtroppo. esserci dei casi specifici, su questo sono quelli che in qualche maniera allontanano ancora di più la gente, sono i casi distruttivi questi dell'immagine di chi invece fa politica seriamente. Però c'è questa sensazione, ne parlavamo fuori onda, questa percezione di c'è questa percezione. Io credo che infatti il lavoro sulla trasparenza sia fondamentale su questo, e il problema vero è che, come si dice, il pesce puzza alla testa, quindi significa prima di tutto mettere mano a dove realmente ci sono degli sprechi. Io credo che sui territori gli interventi di contenimento della spesa e anche soprattutto sull'indennità degli amministratori, io ho la stessa indennità del mio collega, e poi alla fine dell'anno, quando si vanno a fare i conguagli con i redditi, alla fine ti torna ancora meno. Quindi senza rimborsi spesa, senza niente, dedicando tutto il tuo tempo, ma uno lo fa per passione, ecco. Io credo che bisognerebbe proprio mettere mano invece a tutte quelle centinaia e migliaia di partecipate pubbliche dove ci sono dei nominati dalla politica, ed ecco, su questo tra l'altro forse apriamo anche un nuovo capitolo, che è quello della riforma del Rio, dove all'interno c'è proprio anche la riduzione di 5.500 società pubbliche. Ma secondo lei potranno, e siccome queste sono una delle promesse del nuovo governo, quindi qua ci allacciamo a quel discorso lì, potrà essere una cosa fattibile? Ma io credo dovrà essere una cosa fattibile, perché ormai la fiducia, ci stiamo giocando la fiducia dei nostri cittadini e del Paese. Sì, ma sotto il governo precedente Letta c'era stato l'incaricato che doveva provvedere a questo sfralcio, no? queste riduzioni, che però di fatto non è riuscito a far nulla. E siamo rimasti tutti quanti, adesso di fatto sì, è successo, adesso qua si parla, si ventila, dopo per carità niente di confermato, però normalmente tassazione sui bot, su questo, sempre tasse, comunque si tratta, ma io dico porca miseria, partite con questi tagli, cioè i cittadini dicono partite con questi tagli, ma cosa volete ancora? E questa è un po' la questione. Si doveva partire come primo proclama, non dire patrimoniale, bot, tasse, ma si doveva dire taglio della spesa pubblica di tot miliardi. Tremano le sedie di alcuni mega dirigenti di mega società. Questo poteva essere un messaggio che dava
è enfasi e coraggio. Cosa ne dite? È un po' una provocazione che butto là, ma sicuramente io credo sia comunque nell'agenda del nuovo governo, ma deve essere una delle prime cose da fare questo. Io faccio un esempio molto chiaro: quando si parla di riduzione delle province, più che altro riduzione delle province, svuota province togliendogli una serie di funzioni e eliminando i costi della politica ai vertici di queste istituzioni. Si parla, ma la riduzione non sarà forte. Io faccio solo un esempio: i soli costi degli amministratori provinciali sono 113 milioni di euro. Si potrebbero creare 11.000 nuovi posti negli asili nido d'Italia. Ecco, solo questo è un dato che deve in qualche maniera far pensare. E come diceva il cittadino che prima ha telefonato, no? La corrispondenza tra cosa uno fa e cosa uno tassa e quanto spende e dove spende, questo è fondamentale. Io penso che fare questi esempi anche concreti, ma poi anche gli impegni che devono essere assunti devono essere: io tolgo questo, faccio risparmiare 100 milioni di euro da un settore e li metto direttamente in un altro. Ecco che su questo possiamo ricostruire veramente una chiara fiducia anche sull'elettorato e sui cittadini. Ma io penso che le cose si debbano fare. Allora, lasciamo perdere i luoghi comuni che mi fanno un po' arrabbiare, sentire ancora parlare dei sindaci che si arricchiscono. Ma che sindaci si arricchiscono? Ma chi si arricchisce, signor Mario? Ma chi si arricchisce? No, ma per carità, ma quello che discorso del governo, va bene sta storia, ma andava bene 20 anni fa. Io sfido chiunque di trovare un sindaco che si arricchisce su un comune di 10, 15, 20 mila. Lei forse ha sbagliato soggetto, nel senso assessori provinciali, regionali, deputati. Allora parliamo seriamente di cose concrete. I sindaci, cosa vuole che facciano i sindaci poveri? Ormai. Ma al di là di questo andiamo sulla politica rapidissimo, perché il tempo nazionale. Ecco, si è tentato di fare una riforma e si è tentato di farla in senso di tagliare alcuni enti cosiddetti in sovrannumero. Per alcuni di questi hanno cambiato nome semplicemente, hanno dato un nome diverso da quello che avevano prima. Ecco, è evidente che ci vuole molto coraggio, il coraggio che non c'è stato nell'abolire le province. Perché non hanno abolito le province? Ma perché fondamentalmente le province erano una sorta di apparato che in qualche modo manteneva in piedi anche il rapporto, no, tra i politici locali, i politici regionali e i politici nazionali. Allora, o si fanno scelte coraggiose, oppure condivido quando si diceva prima, la sfiducia. Io penso che l'Italia in questo momento abbia un'ultima carta da giocarsi. Ecco, ce l'ha, e se non avrà risposte concrete in termini non solo di riduzione della spesa, perché la riduzione della spesa va bene, ma se la gente non ricomincia a spendere, quindi non ha soldi in tasca e non ricominciano a girare i consumi, chiudono tutti. Quindi questa è la politica, vera politica economica che il governo deve fare. Rapidamente, un minuto. Beh, anch'io credo di poter concordare che adesso abbiamo una possibilità che è data da un governo che, come dicevo prima, non è il mio governo. Io, se volete, non posso esprimere una grande positività, perché non credo che sia possibile fare quello che non hanno fatto gli altri governi prima. Ma un primo intervento che secondo lei, tra le cose dette, che potrebbe essere fatto? Sicuramente mi devo ricollegare al patto di stabilità, dovrei dire che bisogna tagliare assolutamente le mega pensioni e i mega stipendi dei grandi manager e di quello che tutti si aspettano, quello che si aspetta la gente, ma questo è considerato populismo, però sono le prime cose che si devono fare. Bisogna ridurre, prima delle province e delle altre cose, ridurre le spese che vengono fatte nei ministeri e nel Parlamento, e ricordo che questo era già stato fatto, ma le altre regioni d'Italia, tranne la Lombardia e il Veneto, le hanno bocciate. Si chiamava devolution, era stata fatta, aveva fatto i 4 passaggi parlamentari e il popolo, purtroppo indirizzato male, le ha bocciate. Ricordo un'altra possibilità, che è quella di ritornare ai principi che secondo me sono gli unici che ci possono portare fuori, e purtroppo non ho sentito parlare questo governo di questo. Si chiamano il federalismo, si chiama di riportare, purtroppo questo è un governo centralista, questo qua, che non porterà assolutamente a niente, perché non è cambiato assolutamente niente rispetto al governo dell'altro giorno. Chiarissimo. Il Parlamento è quello, non è cambiato. Allora, detto questo, torneremo naturalmente supportati dall'ANCI con i nostri sindaci a parlare di quel che riguarda il territorio. Io vi ringrazio, il tempo è volato, ringrazio anche gli spettatori che ci hanno seguito. Appuntamento a presto, naturalmente a domani con la diretta.